Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di madri, molto spesso nel luogo comune dipinte come sempre felici, solo per il fatto di essere madri. Eppure non sempre è così. In fondo la maternità, per dirla con una canzone, è fatta spesso di donne dolcemente complicate. Parliamo di questo oggi nel nostro Focus, traendo spunto anche da una notizia di agenzia di ieri, per la quale il governo nel 2024 sta pensando a una nuova figura professionale, quella dell'assistente materna. Di cosa si tratta? Di cosa veramente hanno bisogno queste neomamme? Beh, ne parliamo con le mie ospiti di oggi. Intanto in studio saluto la collega giornalista Giorgia Landolfo. Buon pomeriggio, estremamente legata all'argomento e scopriremo anche perché, ma è oltre ad essere una penna davvero sopraffina anche una insegnante di yoga. Ha trovato proprio nello yoga un viatico, no? Sì. Per poter anche dare alle neomamme o alle future mamme una strada per un equilibrio, mettiamola così. Sì. Parleremo di questo, ma lo faremo anche con un'altra esperta, una di quelle figure che noi trasmettiamo dalla città di Catania. A Catania lei è un riferimento assoluto per tante neomamme. Saluto Grazia De Fiore, consulente professionale in allattamento. Buon pomeriggio, Grazia. Salve, ciao, grazie dell'invito. Grazie, allora diamoci del tu con Grazia, che è un ingegnere, ma che poi ha trovato insomma nel mondo, no, dell'allattamento e anche di questa fase delicatissima della vita delle donne una realizzazione personale, umana e anche professionale, insomma, quindi non ingegnere ma Grazia, va bene così? Grazie, sì. Allora, il governo sta pensando, partiamo dallo spunto, sta pensando a una nuova figura professionale, la cosiddetta assistente materna. Che figura sarà questa assistente? Sarà una donna? Penso presumibilmente una donna, non necessariamente laureata, ma una donna che avrà seguito un corso di 6 mesi. Potrà vivere all'interno anche delle problematiche del nucleo familiare, ma con una particolare attenzione al materno. Che figura è questa e ne abbiamo davvero bisogno? Partiamo dalla collega. Allora, a me già, Roberta, ti dico, mi lascia in dubbio il nome, assistente materna, come se il lavoro di cura, quando arriva un figlio in casa, appartenesse soltanto alle donne, soltanto alle mamme. Perché non si parla di un assistente familiare? Perché è come se ancora ci fosse uno squilibrio nel considerare il lavoro di accudimento e il lavoro di cura solo al femminile. Prendiamo 2 donne, perché nella proposta di legge si parla di una donna, non capiamo bene che tipo di formazione avrà. 6 mesi sono davvero pochi per una materia così complessa come quella della maternità. Prendiamo 2 donne, passami il paradosso, e le chiudiamo in casa. Sarà utile? Sarà davvero utile alla famiglia? Forse ci servono altri supporti, forse ci servono riferimenti professionali specifici, forse le mamme cercano da una parte autonomia e dall'altra risposte professionali precise. Non appiattirei l'argomento neanche quando si parla di salute mentale delle neomamme. Si parla tanto di baby blues oppure di depressione postpartum. In questi casi servono figure professionali specifiche. La proposta parla di come gestire i singhiozzi e i bagnetti. Diciamo che abbiamo bisogno di ben altro, diciamo che la complessità della maternità risiede in altro. Allora, volevo anche una opinione di Grazia De Fiore. Allora, io faccio questo lavoro da circa 25 anni. Devo dire che fondamentalmente le donne hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di essere accompagnate nella crescita dei loro bambini con delle risposte professionali. Spesso il pediatra, sappiamo tutti che è la figura di riferimento, ma magari non c'è sempre il tempo, non c'è sempre il pediatra con cui entri in feeling, no? Inizialmente le donne avevano una grande rete di supporto familiare, adesso c'è ancora, forse più a sud che al nord. Magari questa proposta di legge vuole un po'
eliminare quella solitudine post-parto che la donna ha, però mi chiedo se hanno fatto una piccola indagine preliminare per magari comprendere quali sono le effettive esigenze di una donna nel post-parto. Che insomma servirebbero, come si diceva, ben più di 6 mesi. Sì. È un argomento delicato, è un argomento che sfiora, no? Anche le problematiche legate, come diceva anche Giorgia, a una maternità vissuta in modo dirompente, complicato, assolutamente disallineato rispetto alle prospettive, no? La gravidanza porta con sé una serie di speranze, ma forse anche una idealizzazione di quella che poi sarà la propria vita una volta nata quella creatura. Spesso è stridente l'ideale con il reale, e far fronte a questa difficoltà è veramente cosa davvero complicata. Immagino insomma che Grazia, oltre ovviamente alla sua attività, oltre ad occuparsi di questa fase importantissima che è l'allattamento, che anche quella richiede una serie di informazioni che sembrano a molti dall'esterno, dicono vabbè, ma che sarà mai, uno allatta, non ci vuole niente, no? Ecco, invece non è esattamente così, ci si trova di fronte a una serie di problemi, ma probabilmente avrà toccato con mano anche quella sottile linea di demarcazione che porta a problemi più importanti, no? Sì, problemi principali sono quelli di non avere uno spazio in qualità di donna madre nella nostra società, nel senso che non è tanto un aiuto nel postparto che ok, può arrivare dalla famiglia, arriva in diversi modi, però dobbiamo tener conto del fatto che la donna in generale nel postparto scopre di avere questo bambino, l'impegno che ha, e la nostra società non viene in aiuto, non ci sono adeguati spazi per mamma-bambino, come in altri paesi facciamo spesso riferimento agli altri paesi, però magari evitiamolo, però è vero che non ci sono molti spazi mamma-bambino, ma non c'è neanche la facilità all'asilo, i tempi per una donna nel postparto per occuparsi del bambino sono brevi. A volte magari la mamma vuole rientrare al lavoro, non c'è dubbio, però è anche vero che forse vuole un po' più di tempo prima di riorganizzare la nuova vita con questo bambino con sé. Certo, allora io direi che molto spesso i libri, come insomma l'arte in generale, possono venire anche in soccorso, no? E possono anche permetterci di capire con un'immagine, con una battuta alcune problematiche. Lo ha fatto anche il cinema su questo delicato argomento con un film che si chiama Ninna Nanna. Ne vediamo una parte, un trailer, e poi ritorniamo insieme. Ti presenti la tua meravigliosa e bellissima mamma. Sei femmina, Celeste, ti piace? Tu sei la figlia più bella che io non ho mai avuto. Però non è male la mamma. Stai bene? Ma che ne pensi di qualcosa di più pratico? Mi vedo brutta. Niente lavoro, niente vita sociale. E poi ci sei tu. Hai un marito meraviglioso, una figlia bellissima. Che cosa vuoi di più? Tua madre come sta? Secondo me altri 2 o 3 anni e poi si suicida. Suicida dove? In macchina. Sì, vabbè, in macchina. Non sei tu la bambina, tu sei la madre. La vostra madre non c'era! La voglio ammazzare tua figlia! Non ce la faccio, non ce la faccio! Non ce la faccio! L'importante nella vita non è fare quello che si vuole, è volere sempre ciò che si può. Sai chi lo dice? La mia mamma. Che cosa vuoi di più? Hai un bel figlio, un bel matrimonio, hai magari dei beni, hai una casa, e quindi non sei autorizzata a stare male. Ecco, succede a tante donne e forse di questo si parla davvero poco. Sì, si parla poco di quanto questa trasformazione abbia in sé l'amore, ma anche il perdere un po' una parte di te stessa. Nel mio caso io, quando sono diventata mamma, ho perso il mio lavoro. Ho perso il mio lavoro e tutti mi dicevano vabbè,
avrai il tempo di recuperarlo? Non è proprio così Perché semplice. Giorgia Landolfo, giornalista, peraltro, ripeto, penna straordinaria, ma insomma avremo modo di parlarne in altre occasioni, ha perso il lavoro perché sarebbe diventata madre. Perché? Io ero giornalista in una redazione con un contratto a termine che è scaduto 20 giorni prima della nascita di mio figlio, ho lavorato fino a 20 giorni prima, poi Riccardo è nato e avevamo un accordo verbale per cui io potevo tornare in redazione circa 4-5 mesi dopo dalla nascita di Riccardo, in modalità part-time, quindi con la riduzione oraria dell'allattamento, in smart working i primi mesi. Quando Riccardo aveva 1 mese e mezzo mi hanno chiamato dicendomi che dovevo tornare velocemente, dovevo tornare in full time e dovevo tornare non in smart working. O così o sei fuori. Mi hanno messo davanti a un ricatto. Quando io mi sono ribellata, la risposta è stata: vabbè, ti diamo una cosina da fare, non farai attività giornalistica, farai dei redazionali, quindi mi hanno proposto un demansionamento e io ho rifiutato. E quindi insomma equivale ad aver perso il lavoro per questo motivo, Esatto. Cosa che succede regolarmente in Italia, Grazia, no? Sì, molto spesso le donne si trovano di fronte alla rinuncia del lavoro perché hanno tutta un'organizzazione che sta intorno alla nascita del bambino che non corrisponde poi con la richiesta del lavoro, no? Io oggi dicevo durante un corso nella mia sede, molto spesso in Italia, se abbiamo un datore di lavoro e 2 possibilità di assumere 2 persone, un uomo e una donna con le stesse mansioni, magari l'uomo è mediocre, la donna è eccellente, se entrambi in età fertile, diciamo sposati e con la possibilità di avere un bambino, viene scelto l'uomo anche se è mediocre. Questo penalizza moltissimo le donne che ritardano un po' la maternità, che prima cercano di avere una sistemazione eventuale per poter lavorare, o molte donne perdono il lavoro per questo motivo. Quando io mi occupo molto di allattamento, la promozione dell'allattamento in tanti paesi parte a monte da uno Stato che consente alla donna di avere un tempo per il bambino. Noi ne abbiamo veramente poco e un po' guardando anche dall'altro lato, il datore di lavoro è penalizzato e anche chi poi lavora è penalizzato, cioè è una struttura che manca a monte. Diciamo è una trama Sì. di carenze, mettiamola così, no? Sì, sì, Ecco sì. che chiaramente. Bene, allora noi ci fermiamo adesso, c'è una pausa pubblicitaria e poi parleremo di queste donne che hanno bisogno di aiuto, perché in circostanze nelle quali tutto ti sembra difficile, no? E non si può certo tornare indietro quando vedi una creatura lì vicino a te, c'è bisogno di aiuto quando si sta male. Ci fermiamo e torniamo tra poco. Seconda parte del nostro focus, parliamo di madri in difficoltà. Allora, tante situazioni sommerse, tante situazioni che emergono. È sempre bene che le situazioni emergano, giusto? Cioè che ci si trovi di fronte a un punto nel quale una madre che ha una difficoltà, noi diciamo in gergo, vabbè, è una depressione postpartum, banalizziamo spesso, no? Con la terminologia, però è molto importante che se ne abbia coscienza e che si parli. Questo credo che debba essere un invito anche a persone che magari in questo momento ci stanno seguendo, che hanno una sofferenza, che non hanno paura anche forse di dichiarare, perché c'è anche molto pregiudizio rispetto alle madri che stanno male. Sì, bisogna chiedere aiuto. Se stiamo male dobbiamo chiedere aiuto e tirarci fuori da quell'idea da quel binomio amore-sacrificio che non appartiene più alle relazioni in generale, ma è molto legato alla relazione materna. Sei una brava mamma se ti sacrifichi, se ti annulli. L'annullamento dovrebbe essere un campanello d'allarme, uno di quei campanelli d'allarme che ci fa comprendere che abbiamo bisogno di chiedere aiuto. Una mamma, può essere professionista, può essere amica, è giusto che vengano coltivati tutti gli spazi. È chiaro che nel primo periodo si è molto mamme, ma se c'è il supporto giusto, il supporto come quello che dà Grazia, l'allattamento è un argomento essenziale. Le mamme, Roberta, adesso vogliono allattare,
ma si ritrovano circondate da falsi miti, da pregiudizi, da giudizi sull'allattamento. Ad esempio, allattare e lavorare si può fare. Ecco, grazie. Appunto, parliamo proprio di questo tema, visto che parliamo anche di donne al confine, no? Di difficoltà poi complicate da recuperare. Anche l'allattamento può essere un problemone nella testa di una mamma in difficoltà, no? Può diventare Non la sentiamo? Nel momento in cui... Come? Ora ti sentiamo, vai, grazie. Ok, se una mamma decide di nutrire il suo bambino con il seno ed è in difficoltà, lei vive in maniera molto forte il problema, perché il suo desiderio è nutrirlo e nello stesso tempo la grande responsabilità. Io credo che forse è la prima cosa che io leggo nelle donne in generale, no? Questo diventare mamma uguale diventare molto responsabile. Sono responsabile del nutrimento, sono responsabile del cambio cannolino, del ruttino, di tutto quello che vogliamo e molto spesso ci coglie anche un po' impreparate. Quindi è vero che che può essere necessario un aiuto, però la donna di oggi ha tanto bisogno di risposte concrete. Se io ho un problema con l'allattamento, oggi mi raccontava una mamma che è stato suggerito di vedere un psicologo in questo caso. Beh, ho un problema di allattamento, non riesco ad attaccare il mio bambino, ho più un problema tecnico. Diciamo che ogni ruolo ha uno spazio importante, perché tutto è importante, tutte le professioni sono importanti, però è vero che c'è un aspetto, io parlo del mio settore tecnico, che va risolto. Se un bambino non beve da sua madre deve esserci un motivo, bisogna capire come fare a attaccarlo e la mamma lo vive come come un problema suo, come se lei è la causa, perché come diceva Giorgia prima, sei mamma, devi essere brava, devi saper fare tutto, no, non è così, ok? E quindi si sente responsabile se qualcosa non funziona, piange di notte, non riesce a mangiare, non fa la cacca, tutto poi lo riversa un po' sulla sua non competenza, come se non avesse lei le capacità. Ma questo è anche legato a una banalizzazione no, da parte di una società che ancora probabilmente è legata a uno stereotipo di quello che... No, assolutamente. Forse ecco, dovremmo cercare di strutturarci piuttosto che con queste assistenti, delle quali per carità non voglio dire nulla perché magari risolveranno alcune situazioni, però forse abbiamo bisogno intanto culturalmente di renderci conto che è cambiato tutto, che è cambiata la maternità, che sono cambiate anche le figure di riferimento, no? Rispetto a, diciamo, a quando magari sono nate le nostre madri, c'era questa corte familiare che dava un sostegno. Adesso è tutto molto più complicato, quindi è cambiato il modo di esserlo, ma dovrebbe anche esserci una strutturazione e una cultura diversa, anche per non giudicare in modo facile queste madri. Ma anche come tu dicevi prima, è molto importante un po' sfatare questo mito anche poco fa quando guardavamo il video, sei mamma, hai un bambino, hai un marito, hai tutto. No, non è così, cioè, ci sono altre ambizioni nella vita, ce ne sono tante, no? Ecco, l'allattamento può diventare un ostacolo, no? Una difficoltà, può accentuare uno stato di depressione, uno stato di sensazione di fallimento, no? Potrebbe essere. Quali potrebbero essere anche gli altri fattori che possono portare al down, no? Al giù di una mamma? La privazione del sonno, io me la ricordo come una vera tortura. Ecco Giorgia, diciamolo perché allora, con la collega ci siamo sentite prima. Giorgia ha vissuto da mamma di un bambino bellissimo dei momenti molto difficili e dico sempre che le donne che hanno vissuto questi momenti, e mi permetto di dire come la sottoscritta, hanno il dovere di raccontarlo perché si possa fare, come dire, si possa dire non sei sola, ci sono passata, sono situazioni che ho vissuto. Quindi Giorgia è passata attraverso la grave privazione del sonno, che è qualcosa di devastante. Sì, è uno strumento di tortura vero, certo. Cioè, che ti fa perdere completamente la lucidità oltre che la forza. Io avevo un bimbo
oggi li chiamano forse ad alto contatto. No, era un bimbo che voleva stare sempre in braccio, era un bimbo che mangiava tantissimo, richiedeva tantissimo e dormivamo veramente poco. Questo nel tempo mi ha fatto perdere la lucidità, mi ha rinchiusa sostanzialmente in casa, perché lui piangeva molto, piangeva tantissimo, e devo dire che l'allattamento all'inizio per me è stata una difficoltà, ma poi con il supporto specifico, professionale e anche con il sostegno emotivo, ma prima di tutto ci tengo a dire professionale, il supporto di Grazia per me è stato un supporto professionale ed emotivo, superate le difficoltà tecniche che esistevano e di cui nessuno si era accorto, è stato poi uno strumento di grande connessione e grande tranquillità, quindi non mi ha tolto, mi ha dato energia per Restiamo continuare. però dell'idea che il sonno non si recupera. Il sonno non si recupera. Adesso che dorme sono molto felice. Allora, grazie. È anche vero, conoscendo entrambe le vostre storie, che il vostro era un problema del sonno. Sì. Molte volte io nei tanti percorsi ho anche studiato il sonno dei bambini, perché allattamento e sonno sono strettamente connessi, no? E in verità abbiamo anche là dei miti, l'idea che dorma tutta la notte continuativa. Nel vostro caso, conoscendo le storie, so bene che era quasi una patologia, cioè è ben altro, d'accordo? Però devo dire che anche là ci sono grandi aspettative, non puoi pensare che lo metti a letto alle 8 e si sveglia alle 8 del mattino. Prepariamo un po' il terreno di una mamma, facendo capire anche che comunque qualche risveglio c'è, ma non è... Grazie. Quali sono i luoghi comuni sull'allattamento che cerchi di sfatare insieme alle tue mamme? Il primo tra tutti, però ecco, te lo pongo un po' da entrambe le parti. Il primo tra tutti è che tutte le donne hanno il latte e contemporaneamente c'è chi ha il latte e chi non ce l'ha. Questo è un grande gioco, perché da una parte tutte ce l'hanno il latte, però manca la cosa più importante da dire, che il latte va mantenuto, che ci vuole un lavoro affinché questo latte rimanga lì e possa soddisfare il bambino. Quindi non è vero che tutte le donne hanno il latte, sì, è vero che tutte le donne hanno il latte, ma per averne a sufficienza per il tuo bambino ci vuole altro. Ok? Questo è uno dei tanti miti. Poi il mito più banale, e io dico sempre, ma in 25 anni com'è che nessuno ha ancora cambiato questa cosa, è non puoi mangiare questo, non puoi mangiare quello, ecco. Attento al bambino fa male. No, bevi birra che hai più latte, quella è un'altra stupidaggine. Anche quello è un mito, poi l'alcol non ci pensa nessuno se fa male. Però a volte dico, una volta è arrivata una mamma e mi ha detto: mi hanno vietato i frutti gialli. Mi hanno vietato i frutti rossi, cioè va a colori, no? Ogni tanto va a colori. Diciamo non ci sono divieti in questa o consigli particolari. Invece, pazienza. Torniamo a un altro argomento che riguarda proprio la collega giornalista, che in questo caso si è innamorata dello yoga, ma non a caso. Che cos'è questo yoga insegnato alle donne che devono partorire e alle donne invece che hanno partorito? Che tipo di viatico, come dicevo prima, per l'equilibrio è realmente? Allora, io ero già un'insegnante di yoga. Negli anni in cui sono rimasta a casa ho studiato lo yoga in gravidanza, ho studiato lo yoga, l'assistenza la preparazione al parto e al postparto. È uno strumento validissimo per abbassare i livelli di stress, di tensione. Per cercare di ricaricarsi. Io nei miei corsi unisco gli strumenti yogici alla mia attitudine comunicativa, informativa, quindi cerco di informare le mamme sfatando i falsi miti, cercando di dare le informazioni corrette, suggerire a volte anche il professionista necessario per quel tipo di problema. Sul parto c'è il buio, Roberta. Si crede che il parto sia qualcosa di esclusivamente medico, invece la mamma può prepararsi e lo yoga in gravidanza ad esempio ci aiuta a prepararci fisicamente ed emotivamente ad un momento che è potente ma che ci appartiene. Allora, visto che l'argomento è fantastico, io spero di poterlo riprendere e con l'ausilio di Grazia, che è, come dire, una luce per tante mamme. Ricordo personalmente che avevo
l'idea che alcune figure fossero un po' di luce, ed erano quelle figure che pian pianino hanno aiutato ad uscire fuori da un periodo difficile, quindi che tu sia luce per molte mamme è un conforto assoluto. E ne parleremo ancora, parleremo di donne, di gravidanza e purtroppo anche di fatti piuttosto spiacevoli, perché purtroppo si muore ancora di parto in Italia, e Giorgia è l'autrice di un libro che verrà alle stampe non fra moltissimo e del quale spero avremo il piacere di parlare insieme. Ripercorrerai una storia vera. Sì. Catanese. Puoi lanciarlo brevemente e poi salutiamo. Racconterò la tragica storia di Valentina Milluzzo e parlerò dei rischi legati al parto, ma anche di quanto è importante informarsi su questo argomento e su quanto si stia facendo tanto in Italia. Benissimo, allora grazie per essere state con me, con i nostri telespettatori, e grazie a De Fiore e a Giorgia Landolfo. Il nostro focus finisce qui, ma tornerà domani con un altro argomento. Grazie.